Io conosco però, dopo questo aneddoto, due fratelli i quali fratelli qualche volta sono litigarelli, però fa parte, come dire, della vita passata in famiglia, ma anche della vita passata insieme nel lavoro, perché questi due fratelli lavorano e sono fratelli, quindi condividono anche il mondo del lavoro e dell'arte. Sono due persone straordinarie, vivono in una terra straordinaria, perché l'isola dove andiamo a vedere, a esplorare questo angolo del viaggio è l'isola della bellissima Sicilia. Andiamo in provincia di Trapani, ad Alcamo, dove sono collegati con noi i Calandra e Calandra. Ben trovati ai Calandra e Calandra Blog. Eccoli. Ciao a tutti. I Calandra e Calandra sono un duo che è formato da Maurizio Calandra e da Giuseppe Calandra, che in arte hanno deciso di chiamarsi Calandra e Calandra. Sono un duo fantastico che io introduco. Prima di dare la parola a voi, vediamo subito questa clip che in realtà avrei dovuto lanciare prima del vostro collegamento, ma lanciamo adesso, ed è una clip molto, molto bella che racconta poi in parte anche come si nasce. Guardiamo. Quando era Nicaretto, tutti dicevano tra lei che bello. Ora che sogno cresciuto, non domerone una mano d'aiuto. Ti parlano del mondo e ti contano che bello è tonno. Ma saccio che per legge di natura non si nasce con la stessa misura. C'è che nasce bello, c'è che nasce brutto, c'è che nasce lungo e che corto, c'è che nasce ricco e che nasce scarso, e c'è quasi sempre in mano lasso. È un'operazione davvero culturale fantastica, perché lo vedete, loro cantano in dialetto siciliano, facendo un'operazione di grande cultura e di grande recupero della lingua siciliana in un periodo che è stata sdoganata, perché molti anni prima invece c'era timore a cantare in siciliano. È così, ragazzi? Bravissimo, hai colto nel segno, come se ci fossimo messi d'accordo, ma non è così. Però proprio l'idea nostra nasce da una riflessione fatta, perché noi, avendo avuto una esperienza all'interno di un gruppo folk, ci siamo innamorati anche della lingua e della musica siciliana, che non si cantava più in Sicilia, e quindi abbiamo provato, anche se con un po' di timore, a rivalutare un po' quelle che sono le nostre tradizioni musicali, e ne abbiamo passate di cotte e di crude, perché sembra assurdo, è come se un romano rinnegasse un po' certo. il suo dialetto, come si chiamano le canzoni romane che fanno le stornellate? I stornelli. Allora, ma voi, Maurizio Calandra e Giuseppe Calandra, che è un duo appunto che fa questa operazione culturale importante, nascono da una famiglia in cui il loro caro papà, quando loro erano bambini, cosa faceva il vostro papà? Andava dove? Allora, abbiamo scoperto, e poi continua lui che è più grande, sa la storia meglio, abbiamo scoperto che il nostro padre da giovane, cantava ai matrimoni e faceva le classiche serenate sotto i balconi. Le serenate sotto i balconi, ma che bella cosa romantica per gli innamorati, una serenata su commissione, qualche innamorato, più difficilmente innamorata, che commissionava al vostro papà, e voi non sapevate tutto questo, lo faceva di nascosto. Io l'ho scoperto poi all'età di circa 10 anni. C'è stato un motivo perché mi ha portato a questo, perché sono stato promosso alle elementari, la quinta elementare, e mio nonno mi ha voluto fare un regalo. Mi voleva regalare 10.000 lire per comprarmi un proiettore. Io ero appassionatissimo di film, e mio padre invece mi ha detto: perché non compri una chitarra? Compriamo una chitarra. La chitarra per me era un oggetto sconosciuto, mai sentito quasi prima, per cui non riuscivo a capire perché, però
mi ha messo tanta di quella voglia, mi ha proprio stuzzicato, che alla fine ho comprato una chitarra con quelle 10.000 lire e da lì ho scoperto che mio padre strimpellava, suonava la chitarra, ed è stato il primo approccio a questo strumento che ora porto dietro. Ecco, infatti, poi dopodiché i due fratelli che vivono nello stesso condominio e in questo momento si trovano in quella che è una sala prove della loro, che la possiamo chiamare una cooperativa musicale familiare, dove tutti i familiari sono coinvolti, diciamo, tutti i loro familiari, e loro scrivono canzoni, ma recuperano anche canzoni di altri, come è il caso per esempio di una canzone di Domenico Modugno, poi reinterpretata di Dario Fo, si chiama Malarazza. Sentite la bellezza di questa canzone. Un servo tempo fa in una piazza priava a Cristo in croci e ci diceva: Cristo me pacione mi sapazza, mi tratta come un cane per la via, si piglia tutto cu la sua manazza, manco la vita mia dici che è mia, distruggi la Gesù sta mala razza, distruggi la Gesù fallo per mia, sì, fallo per mia. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori le renti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Picchia un bastone e tira fuori le renti. Fantastica questa canzone, Maurizio, Giuseppe, bellissima, veramente fantastica. È fantastica la vostra interpretazione. E i due fratelli Calandra, che devono condividere, oltre che la vita familiare, condividono anche il lavoro, e qualche volta bisticciano perché non sono d'accordo, anche se poi alla fine c'è un'alchimia fantastica, per cui qualcuno prima ha un'idea, qualcuno l'altro la completa, e poi nottetempo nasce qualcosa di straordinariamente bello. Sì, diciamo che abbiamo due caratteri completamente diversi. Io sono... Cosa ci facciamo assieme? No, non ho capito neanche io. Diciamo che io tendo ad essere un po' più trasgressivo, più innovativo, lui è più un conservatore, uno più moderato, forse sarà perché ha i capelli bianchi. No, ma anche te, guarda. Sta di fatto che adesso mostriamo agli amici a casa, ma anche ai miei ospiti qui in studio, a Simona Scarpati e a Marco Scarpati, che vi salutano anche loro. Vi faccio vedere che cosa succede quando due fratelli uniscono le proprie energie, le proprie forze per scrivere una serenata. Questo è solo un estratto di una serenata fantastica che loro hanno scritto. Guardatela, ambientata poi negli anni 50. Negli anni 50 perché? Perché si recupera un po' quell'identità siciliana di genuinità, probabilmente, no? Sì, perfetto. Io diciamo, se dobbiamo identificare un periodo storico che rappresenta veramente la Sicilia di una volta, è quella appunto a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60, poi ci siamo evoluti e ci siamo anche imbruttiti, e invece guardiamo la bellezza di questo estratto di serenata che si chiama Non vivo l'ora, cioè non vedo l'ora. Rapi sta porta che sogno caffora, rapi sta porta che non stare cottia, capi sta porta veduzza mia, non vedo l'ora, amore mio, l'ora di stare cottia. Amore
E Calandra, la serenata non viola. Quanta bellezza, Simona, hai visto quanta bellezza? Che bella, bellissima, complimenti, veramente complimenti. È bellissima. Il passaggio dal fare un corteggiamento e una serenata al matrimonio potrebbe essere breve, e i Calandra e Calandra si sono occupati anche del matrimonio. C'è una canzone straordinaria che si chiama Lu matrimonio tirituppi e tappi. Che cosa vuol dire tirituppi e tappi? È proprio una tradizione di riconoscimento dello stato sociale di una donna. Perché? Allora, noi l'abbiamo scoperto, diciamo, grazie alla musica siciliana. Effettivamente una volta si usava in Sicilia, quando una donna non era sposata, c'era l'usanza di raccogliere i capelli con un tuppo. Quindi uscendo per strada un uomo, quando vedeva con i capelli sciolti, significa che era una donna non sposata. Quando raccoglieva i capelli con il tuppo vuol dire che era una donna già impegnata, quindi era un segno di riconoscimento. Quindi l'uomo sapeva che doveva tenersi a distanza. Guardiamolo subito. Ora la chiesa alla nisciuta, lancio di riso e gran battito di mano, foto di rito con tutti quanti, scinciti un poco e tu mettiti davanti, che fernicia, quanto pensieri, sciuri chieso che sala e camerieri, meno contento, fuluzio vito, e dromeri seta per stare ancora zitto, lo camerieri, menso stonato, versa lo vino giusto sopra Don Danino, già un'arancina e la cassata, che sto mi vuole rovinare la giornata è rovinata, Don Danino s'arrabbia, dici giusto a mia, e me so gira Giannia, me muglieri m'Italia, e la curva d'una mia, e tu fa fotografia, dici mi che camurria, arriva lo saristana e li bicchiera lì a mano. Senza tutto un tappi, con tutto tappi, senza tutto un tappi, con tutto tappi, come tappi tappi, tere tuppe tappi, tutto e tacchi, già tacchi e tuppo, tere tuppe tappi, come tappi tappi, senza tutto un tappi, con tutto tappi, senza tutto un tappi, con tutto tappi, come tappi tappi, tere tuppe tappi, tutto e tacchi, già tacchi e tuppo, tere tuppe tappi, come tappi tappi, occhio deciso, puzzo totò, ora tutti alla casa vasino. A festa veniva tutta a casa. Tutta a casa, ma è proprio cinema questo video, è proprio cinema, complimenti, è proprio una cosa di grande calore e spettacolarità. Nel salutarvi io voglio che ci fate un minuto, non di più perché abbiamo solo quello, una cosa proprio di saluto. E noi facciamo un brano di un minuto, una dedica alla nostra terra. Solitamente giochiamo con l'ironia, tendiamo a cercare di sdrammatizzare un po' tutto, però è doveroso anche fare un omaggio alla nostra bellissima Sicilia, e lo facciamo con questo brano che si chiama Tu sei la terra mia. Bene. Salutiamo tutti intanto. Io penso che lo mari quando affacciasti tu, se misi a tuo cospetto e anche la salti. Io penso che lo sole quando scontasti tu, diretti il suo calore e anche la salti. Terra di luto, tormento, ti lava e
frumento, terra di Luvento, terra la malinconia, terra di poesia, così la terra mia. Grazie Calandra e Calandra, Maurizio Calandra e Giuseppe Calandra. A presto, rivedervi, cercateli sulle piattaforme, sul web, avrete un dono di grande bellezza. Grazie Calandra e Calandra. Torniamo Grazie a voi, buona serata. Torniamo tra pochissimo.